Amici bellini, i video a caldo non sono la mia specialità. Non li so fare, non mi so sfogare, io voglio analizzare. E la stessa reaction che poi vedrete domani, perché c'ho da fare, devo andare a registrare un videoclip e c'è pure la neve, quindi è molto, il capitano, è molto affascinante. Signori, non so che cosa dirvi. Non so cosa, perché il pareggio può mai riscattare la sterilità, la mancanza di idee logiche, la mancanza di coraggio, quella paura che si vede negli occhi dei ragazzi, nell'atteggiamento dell'allenatore. Io chiedo a voi perché io mi sono esposto e quindi se io mi sono esposto non posso fare i video per avvalorare la mia idea, io voglio semplicemente avere torto e vedere, mamma mia, Mazzarri veramente mi ha stupito. E no, quindi lo devono fare gli altri, lo devono dire gli altri e lo devono fare gli altri, quelli che hanno preso in giro i tifosi dicendo adesso cambia tutto, si vede già dall'impatto che Mazzarri ha avuto nello spogliatoio, i ragazzi sono impressionati dai metodi e dal lavoro certosino, maniacale, già, non ci raccontate balle, siamo diventati esperti, siamo maturati, i tifosi sono maturati. Quello chiede che l'aiuto al pubblico, come si fa nelle serie tv, no le serie tv, i giochi a premi, insomma, un primo tempo equilibrato, volendo fare un'analisi logica, un'analisi corretta. Primo tempo equilibrato perché c'è il tiro di Kvara centrale, Mazzocchi che tira alto, Mazzocchi positivo, eh? Perché poi se vogliamo parlare sempre di esporsi e di dire le cose, io vi dico, ho detto metti Mazzocchi titolare perché mi è sembrato positivo con il Milan, però al posto di Di Lorenzo, che è in affanno totale. Poi Di Lorenzo si porta a casa, con grande generosità, si porta a casa l'assist decisivo, però in campo la prestazione avrebbe bisogno di riposo lui e avrebbe bisogno di riposo Lobotka. È arrivato il momento. Adesso Di Lorenzo riposerà perché è stato ammonito da diffidato e quindi riposerà per forza. Non si è capito perché Mazzocchi a sinistra, quando hai recuperato Olivera, quando hai Mario Rui, hai da scegliere. Poi la scelta di Ostigard al posto di Nathan, che col senno di poi, visto l'ingresso che ha fatto Nathan, ma poi non si può sapere. Ostigard stava soffrendo Reteghi nel primo tempo, tant'è vero che ci sono due belle parate di Meret che vanno sottolineate proprio col pennarello, due grandi parate di Meret che ci mantengono sullo 0-0 nel primo tempo. Tiro di Traoré alto, la partita di Traoré non malissimo, onestamente, si vede che deve recuperare il ritmo partita, che non ce l'ha, però si muove molto, è dinamico. Ecco perché nella mia ignoranza io dico, tu mi hai detto che lui ha 50 minuti più o meno nelle gambe, massimo 60, benissimo, mettilo nel secondo tempo quando almeno gli avversari saranno un po' più stanchi e lì puoi vedere uno che magari gli altri un po' più stanchi, lui più fresco, anche se non ha una grande tenuta fisica, ti può rendere lo stesso, e invece hai scelto di farlo giocare dall'inizio. Per me questa è una decisione discutibile. Quella di Ostigard Nathan è una decisione tecnico-tattica, perché evidentemente anche Mazzarri ha bocciato Nathan perché Ostigard non ti convince in marcatura, Nathan si allena da 2 settimane, devo vedere se togli Ostigard a fine primo tempo perché era ammonito e Nathan fa la pellecchia subito a freddo perché marcatura larghissima su Reteghi, ci mette poi il piedino e fa praticamente l'assist per Frendrup e lì si sta per insomma consumare una tragedia. Perché? Perché il Napoli ci mette tantissimo tempo per reagire, non c'è una reazione bella forte, veemente, che tu dici caspita, Martinez il migliore dei loro. Onestamente qualche uscita, la sto rivedendo, qualche intervento, niente di che, ma loro si sono messi là dietro calmissimi e noi non sfondavamo. Se non fosse per Kvara, che ha giocato quasi praticamente da solo nel creare i presupposti, nel saltare l'uomo, e vedete, De Laurentiis ci dice Lindstrom gioca a destra, Mazzarri ci dice Lindstrom gioca al posto di Kvara, entra Lindstrom da trequartista e lo vedremo nell'analisi tattica dopodomani, perché domani posto la reaction.
Nell'analisi tacchi lo vedremo che Lindstrom ha giocato da trequartista vero, alternandosi anche con Gong, quando si suona il gong, con Gong che si accentrava un po' perché tende ad accentrarsi da seconda punta, e infatti fa un gol da attaccante vero, con Lindstrom che tendeva invece ad stare largo sulla destra in questo caso. Quindi è un giocatore che tranquillamente si può dire si adatta su tutto il fronte d'attacco, e diamogli un pochino di fiducia dall'inizio, perché poi non possiamo prendercela con quelli che entrano e devono sempre impattare e sempre essere decisivi. È arrivato il momento di essere un po' più coraggiosi. Questo pareggio, cosa te ne fai? Non voglio guardare la classifica, non lo so se il Torino con i 3 punti... come Mazzarri. Mazzarri non guarda la classifica, non la guardo nemmeno io. Voi però la guardate. E mi dovete dire se questo è un Napoli che sta facendo di tutto per recuperare i 7 punti dal quarto posto, che vuole il quarto posto, che sta facendo di tutto, oppure è un Napoli che comunque ha paura di prenderle, ha paura di perdere, e con la paura si va dall'altra parte della classifica, perché sono 10 squadre, poi le altre 10, e l'abbiamo già vissuta questa cosa qua, l'abbiamo già vissuta. Serviva un cambio di mentalità assoluto, non serviva un traghettatore, io vi dicevo serve un allenatore, perché era ancora lunga la stagione, adesso non è lunga niente. E quindi secondo tempo di paura, di tiri centrali inoffensivi, un colpo di testa di Anghissà, varie cose, il tiro parato su Kvara, e poi arriva il gol cross di Olivera, e che poi avere un terzino col piede suo non è male. Cross di Olivera quando hai già tolto Simeone, quindi comunque quella paura di avere troppi attaccati, no, guarda, ma io non sono difensivo, ma va bene per le guide, perché poi non puoi nemmeno squilibrarti come un paio di Napoli. Ha rischiato, non ha sofferto, ha rischiato un paio di contropiedi dove poi sono stati loro imprecisi nell'ultimo passaggio, e quindi arriva questo gol che ci fa esplodere in reaction, che noi siamo tifosi del Napoli. Chiariamoci, tifare contro il Napoli per la speranza di vedere un altro allenatore non servirà a nulla. Non servirà a nulla, perché lui resta. Mazzarri non verrà esonerato. De Laurentiis un terzo allenatore non lo prende, e non avrebbe neanche senso, e non lo sentirete dire da me, perché io ho parlato prima. Adesso lo devono dire quelli che devono fare le capriole, che prima dicono una cosa e poi devono dire il contrario di quella cosa, perché per i loro interessi personali e per una serie di cose evidenti al tifoso onesto. I cambi sono chiari, sono logici, Politano. È amareggiante, è avvilente, è una stagione che deve volgere al termine al più presto, perché io sono sorpreso dei numeri, cioè della gente che comunque continua a venire sul canale. Sono grato, ma non serve a niente. È per la terapia di gruppo, che purtroppo oggi non posso fare perché devo andare a lavorare, ma la terapia di gruppo è quello che ci tiene uniti, e possiamo fare ipotesi, ci possiamo sfogare, non spacchiamo niente, perché anche le cose hanno un valore. Uno lavora, compra cose, e le cose hanno un valore, non si rompono. Da New York, nella neve, Valerio Fluido è tutto. Io vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo di stare tutti uniti il più possibile. E adesso c'è la Champions. C'è la Champions. Ma questo ce l'hanno detto più volte, è il Barcellona più scarso della storia, quindi alla grande.